Eccoci qua, abbiamo una telefonata in attesa, se non erro, pronto? Sì, signora Elena, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Sono Italo e chiamo da Sì, Padova. signorita, lo dica tutto. Guardi, ospiti più graditi di quelli questa mattina non me li poteva invitare. Io premetto che voterò assolutamente per loro alle prossime elezioni regionali. Voi avete il mio numero di telefono, addirittura se loro hanno bisogno di una mano, anche per i lavori più umili, io sono a disposizione. Mi rendo conto delle difficoltà. Per esempio, ieri mattina di buon'ora, alle 6:30, ho dovuto intervenire in una trasmissione a livello nazionale perché davano come concorrenti il PD, 5 Stelle, Zaia e Tosi e si erano dimenticati di dipendenza veneta. Allora, naturalmente, la conduttrice ha subito rimediato dicendo che non la sapeva ancora la notizia. Ma io che avevo visto una trasmissione e reporter da voi, l'avvocato Morosi aveva fatto la dichiarazione per cui era chiaro che finalmente Indipendenza Veneta, secondo me giustamente, affrontava la prassi e non soltanto la teoria delle idee. Non sarà una battaglia politica facile, però il momento potrebbe essere anche molto favorevole, perché la rottura della Lega, grande favorita, naturalmente porterà vantaggio al Partito Democratico, secondo me, che ha una rappresentante che il suo fascino ce l'ha, anche dal punto di vista politico. Però qui si tratta che Indipendenza del Veneto deve muoversi molto nel territorio, perché è un'occasione ottima questa, perché se pensiamo che la distribuzione degli elettori potrebbe essere quasi quasi pareggiata dei 5 aspetti fondamentali, qui magari per pochi voti si rischia di prendere anche la presidenza del Veneto. Io ai suoi due ospiti graditi, come dicevo, vorrei suggerire una strategia per il futuro. Noi abbiamo sentito tempo fa il precedente Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha seriamente minacciato il Veneto e la Lombardia perché parlavano di indipendenza, e credo che quel Presidente presidenzialista non scherzasse affatto. Allora io suggerirei di allacciare strettissimi rapporti con tutte le regioni italiane che aspirano all'indipendenza, perché se noi solleviamo la patata non da solo, ma a noi si uniscono, per esempio, la Sardegna, che è già nominata popolo in Costituzione, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, la Puglia, la Sicilia, cioè se più regioni avessero la nostra determinazione, io penso che lo Stato centrale, anche dal punto di vista militare e strategico, si ritroverebbe indebolito. Non so cosa ne pensino i suoi due ospiti, ma se andiamo da soli avremmo molta più difficoltà. Invece noi proseguiamo su questa strada che è quella giusta, quella democratica e quella legale. Chiarissimo. Però cerchiamo di coinvolgere altre regioni, Vediamo perché cosa noi ne saremo in ogni caso gli avvantaggiati. Certo, glielo proponiamo subito. Grazie signora Elena, buon lavoro, grazie molto. Grazie a lei di Saluto i averci suoi ospiti. seguito e di seguirci anche nelle nostre altre trasmissioni. Allora, rispondiamo al nostro telespettatore, rispondete entrambi dalla parola. Sì. Due punti Prego, a portata d'attenzione. Da un Sì. lato l'informazione carente che viene veicolata, intanto stanno arrivando tantissimi messaggi, detta legge un partito dittatore che impugna la Costituzione contro l'autonomia e l'indipendenza, inquina la Costituzione per interesse e non di certo per l'Italia. Ecco, quindi l'informazione carente, e questo continua ad esserci diffusissimo. L'ha detto il telespettatore. La rottura della Lega, e quindi come vi ponete voi nei confronti della rottura della Lega, lo gira da entrambi, minacce all'indipendenza, ed è vero, c'è la paura, che questo anche volevo capire come imprenditore. Di pericoli, sì. Di pericoli, sì, questo viene vissuto moltissimo. Sì, esatto, chi ha vegato, e il fatto di non essere soli, quindi è la prima cosa per non essere soli, perché l'osservazione rientra. Quindi... Sì, molto interessante questa telefonata, che a parte il gradito apprezzamento mi interessano i contenuti, e i contenuti che ha posto sono molteplici. Io risponderei intanto rilevando due cose. La prima, minacciano conseguenze nefaste. Ecco, io ricordo che qui c'è gente che sta bluffando. Quando arrivò in Consiglio regionale del Veneto la discussione del progetto di legge 342, che poi divenne legge, prima dell'approvazione furono consultati illustri giuristi, costituzionalisti, esperti di ogni livello, e tutti dissero, e basta andarsi a vedere la rassegna stampa dell'epoca, sicuramente sarà avviata la procedura di scioglimento del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione.
Ora io chiedo a chi ci ha creduto a questa bufala, che era corretta come prospettazione, ma era una bufala politicamente, perché non siamo fessi, ripeto, Terrorismo. ha visto poi attivata la procedura di scioglimento del Consiglio regionale? Assolutamente no. Quindi cosa hanno fatto? Hanno cercato di intimorire prima di voi, cittadini, di noi, hanno cercato di intimorire chi ci rappresentava in Consiglio regionale. E guardi che c'erano caduti nella trappola. Io sono stato in audizione proprio perché coestensore della legge e poi sul diritto di autodeterminazione ci ho scritto un libro, è una vita che mi dedico a questa cosa qua. Sono stato in audizione. La preoccupazione più grossa era il pericolo, la minaccia di scioglimento. Io mi ricordo ancora il presidente Morosini, ma sito sicuro che lui ne scioglie il Consiglio regionale. Questo detto con molta spontaneità, perché sono persone, da consiglieri regionali, persone per bene ma politicamente deboli. Allora io ho ricordato, e i telespettatori devono fare buona memoria di questi passaggi, perché queste sono intimidazioni subdole. Se poi non è stata attivata la procedura di scioglimento del Consiglio regionale, vuol dire che era politicamente un tentativo di condizionare la libera espressione e la discrezionalità del Consiglio regionale. Io ricordavo loro, ed oggi a maggior ragione, ma dico, non hanno sciolto, quindi mai applicato il 126 della Costituzione, il Consiglio regionale della Calabria che ha il bilancio orale. O non hanno sciolto nemmeno il Consiglio, ma lì rientra nel sistema. Il Consiglio regionale della Sicilia che ha gli ultimi presidenti sono in collegio. Cioè, voglio dire, ma lì rientra nella norma italiana. Bene, allora vede che lei involontariamente mi dà l'assist. Quella è roba italiana, l'indipendenza è una cosa seria. Noi, invocando la via istituzionale indipendenza, difendiamo la Costituzione, il diritto di voto e l'articolo 10 della Costituzione. Perché, come dice il nostro telespettatore, l'altra ragione, non farlo insieme ad altri? Abbiamo il Salento che chiede l'indipendenza, la Sardegna. Dottoressa Cognito, sono d'accordo dopo. Prima bisogna che qualcuno apra la porta, faccia vedere come spiegavo che è una strada praticabile, è seria, è per via istituzionale, è democratica, non mette a rischio nulla ed è coerente sia con la Costituzione, articolo 10 e articolo 21, sia col diritto internazionale. Una volta chiarito questo e rappacificati gli animi che sono più temebondi, più in difficoltà, e l'abbiamo realizzata noi, potremo aprirci e dare l'opportunità anche ad altre realtà. Quella sarda, per esempio, giustamente il telespettatore che è preparato e intelligente ricorda che solo nello statuto della Regione Veneto, nello statuto della Regione Speciale sarda, si parla di popolo veneto e di popolo sardo, non degli altri. Ma le do un dato e chiudo per non monopolizzare le considerazioni e per rispondere cumulativamente agli altri rilievi tutti intelligenti e telespettatore. Vedi, il tema dell'indipendenza è un tema che sta creando molta preoccupazione in tutti i candidati, in tutto lo scenario politico, che poi è uno scenario politico italiano che si finge di colorare Veneto quando è qua. In realtà è solo italiano, anche la bega tra Tosi e Salvini è una bega italiana, è una bega per diventare premier, per candidarsi a premier del centrodestra, quindi non c'entra nulla col Veneto. La questione perché è delicata ed è importante, su questo possiamo anche dirlo con calma, così è penetrante il ragionamento. I sondaggi ufficiali da Ilvo Diamanti, di Demos, a tutte le agenzie più serie, sono sondaggi scientifici, lei sa cosa vuol dire, fotografia del momento con un margine di errore inferiore allo 0,5, la fotografia del momento. Sulla domanda, se si va a votare sulla questione dell'indipendenza, vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, voti sì o voti no? Oltre il 55% costante è a favore del sì. Allora lei capisce che ecco perché noi abbiamo individuato un solo punto, quel punto in campagna elettorale. E lo diciamo con sofferenza perché siamo consapevoli che il tema in se stesso, indipendenza sì, indipendenza no, raggiungerebbe risultati 55-60% se ci fosse il referendum, portato all'interno di una campagna elettorale italiana, italianista, la chiami come vuole, chiaramente viene devitalizzato della sua forza vincente. Ma noi lo sappiamo questo. Non è che abbiamo cambiato idea, ecco perché abbiamo detto ma non possiamo lasciarglielo nel gioco perverso di questa spartizione di potere che usa il Veneto pensando ad obiettivi italiani, qua no. Quindi sappiamo che perderà che prenderà meno consenso, ma non viene annullato del tutto. Quindi noi abbiamo dei sondaggi, ci dicono che nella peggiore ipotesi potremmo anche attestarci al 15%, come diceva il telespettatore, nel bailame dell'autonomismo finto italiano, anche vincere. Siamo qui per vincere, vogliamo cambiare.
fare. Non vogliamo più imprenditori suicidi, non vogliamo le famiglie in difficoltà, 250.000 disoccupati nel Veneto, famiglie che non ce la fanno più, il territorio che sta morendo, un abbandono totale, il turismo che non riesce a progredire, le nostre migliori risorse. Siamo disperati e prima che qualcuno faccia gesti malsani verso i terzi non vogliamo, perché noi vogliamo via Pacifico, o verso se stessi con il suicidio, bisogna avere la capacità di intraprendere questo cambiamento. Da una parte c'è l'indipendenza, che vuol dire futuro, libertà, cambiamento, dall'altra parte c'è finta autonomia, che vuol dire passato, tradimento e bugia. Chiarissimo. Chiave Gatto, ma chi pensa che dice sì, però do questi voti a indipendenza, sono voti buttati, no? È il solito discorso che poi si arriverà. Lo giro a lui, però no, ma c'è questo anche. Allora, guardi, a me piace ascoltare l'avvocato Morosin perché è preparato in materia e dà spiegazioni molto tecniche. Scientifiche. Qua siamo il braccio e la mente, giustamente. Allora, parliamo alle persone che tutti i giorni, quotidianamente, vivono la realtà attuale, che è una realtà italiana, non veneta, perché non possiamo parlare di una realtà veneta perché le regole sono fatte dagli italiani, le leggi sono fatte dagli italiani e sono fatte con una mentalità italiana. Il voto per l'indipendenza non è un voto inutile. Io dico, come si fa ad aver paura di una cosa che porta solo che benefici? Perché io sinceramente, quando mi dicono, ma con l'indipendenza, quando il Veneto sarà indipendente, la mia pensione, chi la pagherà? La classica domanda del pensionato. Io gli rispondo, ma sei sicuro che te la pagheranno ancora la pensione andando avanti? Perché l'INPS ha un buco, ha una voragine che sta tirando dentro tutto quanto. Cioè, un conto è Renzi che va in giro e dice che l'Expo sarà la ripresa dell'Italia. Dimentichiamo che le opere stanno costando 7 volte quello che devono costare. Ci dimentichiamo che metà Consiglio regionale della Lombardia è in vacanza a San Vittore, giusto? Ci dimentichiamo queste cose. Questi qua stanno facendo un populismo, stanno facendo andare le cose. Mi ricorda un po' queste inaugurazioni pompose dell'Expo. Non c'è niente assolutamente di andare fieri. Siamo veramente lo zimbello del mondo. Io che vado in giro per lavoro, porti pazienza, ma ormai siamo veramente, ci prendono in giro, perché quando c'è un qualcosa che non va, abbiamo un sindaco che ci segue, abbiamo visto le classifiche dell'Italia, siamo primi nelle cose peggiori e ultimi nelle cose migliori. Questa è l'Italia. Cioè, cercare di risollevare l'Italia con finti spot, tutto va bene, ci riprende. I dati sono diversi, allora i dati lei ci anche dicono, fa il ragionamento da imprenditore, quindi allora i questo è dati ci importante. dicono che l'Italia attualmente, loro ci promettono in TV, ogni tanto è stata fuori qualche economista, Renzi state buoni che adesso riparte la ripresa, il Job Act e queste cose qua che non si è capito bene a cosa servono, perché dire è più facile assumere, ma cioè, le aziende hanno i portoni chiusi con l'erba alta davanti al piazzale. Cioè, voglia a dire a quello là, scusa, guarda che puoi riassumere, è già chiuso questo qua. Fallito, fallimenti sono una valanga tutti i giorni, aziende che scappano all'estero, imprenditori che si suicidano, ha già detto l'avvocato, questa è la situazione. Cioè, dobbiamo aver paura del presente che viviamo adesso o dobbiamo aver paura di un futuro che ci dice, dati, non che li abbiamo fatti io e Morosin la sera giocando a briscole, ma dati che ci vengono dati ormai da qualcuno che comincia ad esporsi a dire le cose come stanno. Dallo 0,5% forse, tra 4 virgolette di Renzi di crescita, abbiamo i dati che ci dicono Veneto indipendente, primo anno di indipendenza di Veneto più 12%, crescita a livello delle famose tigri asiatiche. E i dati sono quelli lì, perché il piccolo, che poi il Veneto non è piccolo, perché se uno comincia come lo giriamo noi da Rovigo a Belluno, da Verona a Venezia, ce n'è da girare, è una regione che non ha paura di nulla, abbiamo le capacità produttive che ci vengono invidiate da tutta Europa, abbiamo le eccellenze in tutto, turismo. No, ma quello è indiscusso. Io le voglio porre la domanda, quindi, però la facciamo dopo la pubblicità così teniamo anche i nostri telespettatori. L'obiezione, ma l'Europa ce lo consentirebbe di fare? Attenzione, perché stiamo vedendo delle realtà che se la passano non bene. Detto questo, la risposta tra pochissimi secondi, pubblicità.